Raffaele Padrone, il vice segretario nazionale dell'UGL Polizia. L'ennesima vittima. Sì, l'ennesima vittima. Questo pomeriggio, primo pomeriggio, mi hanno chiamato un altro collega, circa siamo a 37, mi pare che il numero basti, si è tolto la vita con la propria pistola di ordinanza un amico a Roma che avevo sentito una settimana fa neanche. Perché accadono questi fatti? Ma prima vorrei dire una cosa di questo, certo. visto che il ministro e il capo della polizia vogliono chiudere gli uffici, non rinnovano la strumentazione, non vorrei che questo collega su un'indagine abbia avuto delle bombole e della strumentazione, non vorrei sapere, non idonee, perché se si vogliono chiudere circa 270 uffici, tra questi anche questi uffici, ok? E poi andiamo a far vedere macchine. Io ho visto a Roma macchine della polizia in Piazza Venezia caricate sul carro e portate via perché non andava la batteria. E poi a fianco io montavo su una BMW elettrica regalata all'Expo da far vedere in piazza, da far vedere in tutte le piazze di Roma. Cioè, siamo alla frutta, siamo a ridicolo. Ecco, poi portiamo la Lamborghini, poi si disfa e non so chi la paga. Vabbè. Per oggi stavamo piangendo questo collega e sono emozionato a dirlo, ma purtroppo 42 anni, una bambina, non ha resistito a un dramma familiare. Ma perché ci si spara così facilmente all'interno delle forze dell'ordine? Allora, innanzitutto, in carcere anche... Esatto, anche le guardie. Perché c'è uno stress... certo, ma c'è uno stress psicologico. Va bene, c'è uno stress psicologico che è indetto dal lavoro. Tu devi essere più forte, loro ti dicono. Benissimo, il problema è che noi non abbiamo un medico psicologo, o meglio, ne abbiamo uno in tutta Italia. Noi chiediamo che ogni reparto, ogni provincia, ogni regione ce l'abbia, però sa qual è il discorso, direttore? Se lei va dal medico del Corpo della Polizia di Stato e dice guardi, io ho dei problemi a casa e non so come venirne fuori. Lei mezz'ora dopo è fuori dalla polizia, non fuori dalla polizia, lei è a casa in aspettativa fino a medico, psicologo, quindi il collega non va, il collega di tutta Italia, i colleghi non vanno a dire al medico, quindi, quindi dice devo perdere il posto, perché poi per 5 anni mi mettono a visita, mi sospendono per 6 mesi, 7 mesi e poi mi mettono a visita per altri 5 anni. Allora io non vado a dire al medico, guardi, ho avuto una separazione, non so come venirne fuori, vorrei parlare con lei che è un medico. Cerchi di risolvere solo. Fuori, quindi solo. Vai in servizio, non sai come poter intervenire, no? Perché non abbiamo questi protocolli, quindi cosa succede? Rischi di tuo, vai in tribunale, paghi tu l'avvocato, non te lo paga l'amministrazione perché hai ammanettato uno che poi hanno detto che è morto perché è soffocato. Quindi vai al lavoro, se c'è qualcosa che non va ti puniscono, da noi la punizione sono soldi, quindi vivi già un lavoro di stress in quel momento. Se poi lo denunci questo stress, hai chiuso perché rimane scritto nel tuo foglio matricolare. Ne parleremo, quindi questo, io ho le condoglianze alla famiglia. Ho intenzione di dedicare un civico 37 proprio al mondo della polizia per spiegare veramente le reali condizioni, perché ora di finirla, insomma, puntare il dito sempre contro le forze dell'ordine non sapendo cosa c'è alle spalle poi, no? Certo. Vabbè, grazie condoglianze comunque ovviamente a entrambe le famiglie e andrò a Roma a vedere subito cosa è successo. Raffaele Padrone, grazie a voi. vice segretario nazionale dell'UGL Polizia.